ormai non è mica detto che ci siamo. Primarie del PDL. La data sarebbe stata finalmente decisa, 16 dicembre, ma l'ex presidente di regione ed ex ministro non è così certo dell'appuntamento, tant'è che neppure la registrazione online di chi vorrà votare il proprio candidato azzurro funziona a dovere. Io comincio ad avere qualche dubbio. E i dubbi si riferiscono al meccanismo stesso delle primarie, ottimo strumento dice, ma poco conveniente al PDL. È lo strumento migliore, o servono soltanto per incoronare un segretario, perché se c'è bisogno di quello facciamo una grande festa, risparmiamo e ci evitiamo sofferenze ulteriori. Ma così ha deciso il partito e allora domenica Galan sarà a Roma a depositare le firme a sostegno della sua candidatura per sostenere una storia di 15 anni di governo veneto. Io il Veneto l'ho governato, bene, per 15 anni. Volete che non sia capace di governare anche un paese come l'Italia? Per sostenere e difendere la storia di Forza Italia. Della parte buona della parte migliore dei nostri 18 anni. Quando il principio delle idee liberali governava partito e azioni. Ma anche sul fronte cittadino Galan riserva le sue perplessità sulle primarie. Se oggi a Treviso, e faccio l'esempio, si facessero le primarie probabilmente verrebbero fuori i soliti nomi dei partiti. Io invece voglio sperare che nella seconda associazione imprenditoriale d'Italia ci siano anche personalità che decidono all'ultimo momento di mettersi a disposizione di una città. E i rapporti con la Lega e con quello che al momento è il loro candidato, ovvero Giancarlo Gentilini? Un amico a cui voglio bene, ma è un déjà vu un po', no?